Il Venezia Football Club vola, i tifosi sognano in grande e l'entusiasmo per il calcio in laguna sembra essere tornato alto. L'altra sera al Marciano di Canareggio grande festa, con i tifosi, squadre e società per i 18 anni compiuti dal club Alta Marea. Il general manager della società Arancione-Verde Filippo Antonelli indica la rotta da seguire. L'aspettativa è quella di migliorare la classifica dell'anno scorso, quindi questo penso che sia già una cosa importante. Quindi questi ragazzi devono sapere che hanno una grande responsabilità, che vestono una maglia gloriosa, una società che ha fatto tanti investimenti. L'altro ieri il club ha compiuto 18 anni e questo è già un bel risultato, un bel traguardo conseguito dopo anni anche di grandi sofferenze, perché abbiamo attraversato tutte le stagioni di questa società. Il Club Alta Marea è sempre presente, abbiamo una bellissima rappresentanza, sia i distinti, soprattutto i distinti, un po' anche in curva, un po' in tribuna, e in trasferta organizziamo sempre delle gite bellissime. Tra le tante curiosità di quest'anno, 3 giocatori hanno scelto di vivere nel cuore di Venezia, spostandosi a piedi senza auto per ravvivare la città storica. Dopo il bomber finlandese Joen Poyampago, anche Anderson e Gigger. Particolare, però molto bello. Sì. Come fai senza macchina? No, vado in piedi e poi faccio così a Mestre e poi c'è qualcuno che... No, c'ho la macchina a Piazzale Roma. Siamo molto felici. Sì, la squadra forte, gente forte. Sì, ragazze molto, molto belle, quindi sì, mi piace stare qui. La città di Venezia l'hai vista magari un po'. La città è molto bella, molto carina, abbiamo trovato una casa anche dentro qui, quindi stiamo molto bene qui.